Avete appena attraversato uno dei tratti più suggestivi, a mio avviso, diciamo, di quello che è il nostro percorso di oggi, ed è una trincea scavata nei gessi. La roccia gessosa è molto diffusa in questa zona, la maggior parte, diciamo, dei rilievi che vedete, insomma, da qui fino a Cattolica, Reclea, Sant'Angelo Muxaro, sono tutti costituiti da gesso. Il gesso si è formato circa 6 milioni di anni fa e fa parte di una di quelle rocce che vengono chiamate in geologia rocce evaporitiche perché hanno origine per evaporazione di acqua marina. Dovete sapere che circa 6 milioni di anni fa l'intero bacino mediterraneo si è totalmente prosciugato. Quando noi facciamo bollire un pentolino d'acqua e fuoriesce, diciamo, tutta l'acqua, resta un alone biancastro. Questo alone biancastro è costituito da uno straterello di calcare, uno straterello di gesso e uno straterello di saggemma. Queste rocce prendono il nome di rocce vaporistiche e nel nostro caso della serie gessoso-solfifera, appunto perché troviamo gesso e zolfo. Vi dicevo che la prima roccia che si forma è la roccia calcarea. Io ve ne ho portato un pezzo dove si riescono praticamente a vedere il colore giallo, non so se riuscite a vederlo, ed è zolfo. Questo è il calcare solfifero, che è molto, diciamo, legato alla nostra storia della Sicilia, e in parte le ferrovie che sono state costruite in Sicilia sono state, diciamo, finanziate proprio da queste miniere, perché bisognava portare lo zolfo dall'interno verso i punti di imbarco, in genere, diciamo, i porti, e quindi la maggior parte delle ferrovie ha avuto, diciamo, come base economica per la loro organizzazione proprio la roccia solfifera. Attualmente ne abbiamo ancora molto di zolfo nelle nostre miniere, però non viene più sfruttato perché adesso la maggior parte dello zolfo viene estratto dal processo di raffinazione del petrolio come prodotto di scarto, quindi è molto più economico prenderlo in questo modo. Quando il petrolio finirà è possibile che si tornerà a un riutilizzo, diciamo, delle nostre miniere. Torniamo alle rocce gessose. Io qui ne ho, diciamo, esposto una serie. Questo si chiama gesso selenitico. Selenitico perché, vedete, diciamo, è lo stesso gesso che troviamo qui attorno a noi. Selenitico perché ha questo colore grigiastro che ricorda appunto il colore della luna. I minatori chiamavano questo gesso specchiolino ed è facile intuirne il motivo. I cristalli che vediamo, diciamo, alle mie spalle e dietro di voi sono costituiti da questo tipo di gesso e hanno una dimensione intorno ai 3 cm. Questo ovviamente è molto più grande, ma ne esistono ancora di più grandi. Nelle miniere di Naica questi tipi di gessi raggiungono i 13 metri di altezza. Nelle nostre miniere, ad esempio a Corso Liti, ci sono delle garbere, che sono delle cavità, diciamo, scavate all'interno naturale all'interno dei gessi, dove questi cristalli raggiungono i 2 metri di lunghezza e sono particolarmente trasparenti, ialini. Tant'è vero, diciamo, che da un ambiente all'altro le persone riuscivano a vedersi nonostante ci fosse una parete di gesso spessa un metro. Un altro tipo di gesso che troviamo nelle nostre zone è questo, che si chiama gesso balatino, proprio perché, diciamo, da balata, siciliano balata, veniva sempre trovato, diciamo, era facile prenderlo in natura già in questo modo e veniva molto usato per l'edilizia proprio perché lo trovo già come una piastrella. Molti paesi dove troviamo questo tipo di roccia hanno, diciamo, le case costruite con questo tipo di roccia. Ad esempio a Sant'Angelo Muxaro ci sono le vecchie case sono costruite con questo tipo di materiale. Un altro tipo di gesso è la gessarenite, in realtà è una sabbia gessosa cementificata. Noi ad Agrigento la maggior parte delle case sono costruite con la calcarenite, che è l'arenaria con cui sono stati costruiti i templi. La differenza tra le due è che questa è fatta di gesso, viceversa quella lì è fatta di un calcare. Un'altra caratteristica, questa roccia veniva utilizzata, vi dicevo, nell'edilizia, viene tuttora utilizzato perché il gesso viene utilizzato sempre per fare il cemento, ci vuole il 5% di gesso, poi calcare e argilla per fare il cemento, ma lo troviamo anche nelle nostre case per fare gli intonaci, lo troviamo nelle case dell'industria farmaceutica, insomma è tuttora molto usato e viene cavato tuttora in Sicilia. Una cosa caratteristica di questo tipo di gesso è che veniva utilizzato anche per fare le malte. Se fate caso, nei vecchi paesi dove troviamo la roccia gessosa, per esempio Montaperto, Siciliana, Grotte, vedete i prospetti che hanno la caratteristica che luccicano. Luccicano perché ci sono dentro frammenti di questi cristalli. Purtroppo questa è una cosa che si sta perdendo, perché quando si ristruttura la casa si mette un altro intonaco che non è più fatto con questo tipo di materiale e si perde questa caratteristica. Poi era indistruttibile. Che è tipica solo dei nostri paesi. È indistruttibile e isola meglio, diciamo, dell'intonaco classico.
Un altro tipo di gesso è questo è un po' più raro, si chiama sericolite ed ha una struttura ad aghi, si chiama ciculare, è sempre diciamo lo stesso dal punto di vista chimico, è lo stesso identica cosa, è gesso, però è una struttura diciamo un po' diversa. Qui invece abbiamo l'ultima roccia evaporitica che si depone, che è il sale. In questo caso ha una forma particolare ed è lavorato dall'acqua. Ovviamente vi dicevo che queste rocce traggono origine dall'evaporazione di acqua marina. Quindi se io comincio a buttargli sopra dell'acqua, torna il processo inverso, si sciolgono praticamente. Questo fenomeno lo si vede diciamo, con maggiore rapidità nella roccia salina che è altamente solubile e quindi si scioglie. La caratteristica sono questi solchi che si chiamano Kagen, li potete vedere anche qui nella Gestarianite. E se fate caso, più avanti, sulla sinistra dove c'è quella parete alta che vedrete diciamo, a circa 300 metri da qui, vedrete che in molti punti troverete queste linee, queste scannellature che sono una forma carstica, si chiamano Kagen, e fanno parte diciamo, di tutte quelle forme carsiche epigee tipiche di queste zone. Qui diciamo, in queste zone ci sono anche moltissime grotte, perché appunto lo scioglimento di queste rocce fa sì che quando l'acqua si inserisce in una struttura l'allarga progressivamente fino a formare una grotta. Anche questa roccia diciamo, è diffusa qui in zona, abbiamo una Real Monte, quindi qui a due passi una miniera dove ancora attiva dove viene estratto questo tipo di materiale, in questo caso è sale da cucina, è salgemma, ma a Real Monte abbiamo anche diciamo, un sale un po' più impuro, in questo caso lo dovete immaginare dal colore grigio scuro e viene utilizzato in quel caso come sale per le strade. Quindi un altro tipo di sale che si trova sempre a Real Monte è la cainite, che contiene il potassio e quindi è molto pregiato perché viene utilizzato dall'industria chimica per tirar fuori il potassio. Quindi tutte diciamo, le rocce, lo zolfo, la roccia gestosa e la salgemma sono strettamente legati alla nostra economia. Alcuni lo sono ancora, altri come diciamo la roccia solfifera lo sono stati. Ci abbiamo costruito le nostre case, questo per dirvi che gli aspetti geologici sono sempre legati diciamo, all'uomo che ha vissuto in quella determinata area. Ognuno ha il tipo di roccia, ognuno conosce, diciamo, costruisce le proprie case, o meglio costruire perché ora con il commercio diciamo, che interessa tutto il mondo abbiamo materiale un po' che arriva da tutto il mondo, ma allora si costruiva con quello che si trova nelle nostre campagne. Naturalmente io vi invito anche a visitare le nostre riserve. Qui abbiamo la Macalube di Aragona, a due passi, e la grotta di Sant'Angelo Muxari. A Agrigento abbiamo come gestione anche l'isola di Lampedusa e fanno parte diciamo, delle 71 riserve che sono presenti nel nostro territorio siciliano. Questa diciamo, siamo di fatto dentro una galleria, alla fine diciamo, se un operaio, qualcuno che fa manutenzione, quando passava il treno aveva la necessità di mettersi al riparo e quindi essendo diciamo, questa una trincea abbastanza profonda sono state scavate queste nicchie. A proposito del gesso vi dico semplicemente che vi avevo già accennato che è una roccia molto tenera e questa ha bisogno di una manutenzione continua. Di fatto quando siamo passati diciamo, per fare il sopralluogo c'era qualche grosso masso che era caduto lungo il tracciato ferroviario. Essendo diciamo, una roccia molto tenera occorre fare degli interventi. Piero mi diceva, probabilmente lo ripeterà più avanti, che a fine, poco prima di chiudere nel 72-73 hanno fatto degli interventi in questa parete che troverete più avanti sulla sinistra, in questa parete gessosa, proprio per evitare questi crolli che possono verificarsi. Vedete questo materiale qui che è diverso rispetto alla roccia gessosa, questa specie di materiale, questo non è nient'altro diciamo, che dovuto al fatto che la roccia, essendo molto permeabile, la roccia gessosa fa sì che trasudi dell'acqua da queste pareti e questa trasudurazione dà origine a queste incrostazioni che sono tipiche diciamo, delle grotte, dovute all'acqua che circola all'interno della formazione rocciosa e che una volta che arriva diciamo, in superficie per problemi di evaporazione aumenta la concentrazione del materiale disciolto nell'acqua e forma queste incrostazioni che sono le stesse incrostazioni che troviamo nelle grotte gessose. Io avrei finito. Una domanda che non c'entra niente, come le portate queste cose qua? A piedi o con la macchina? Vedrete la macchina poco più avanti a destra.